Allora colleghiamo una lampada che sia una lampada un po' più grintosa, perché avevo quella vecchia lampada stradale lì che era bellissima, ma di basse, andiamo su e sentiamo comparire il rumore, è il rumore del patto che non è serrato. A questo punto vengono le domande da fare, viene da ma in un trasformatore, se io apro il trafferri, che cosa succede? Allora si apre il trafferri, uno possiamo togliere la lampada, andiamo a vedere che qua abbiamo 0,2 con 250 volt, se io dovessi aprire i trafferri che faccia la lampada, anche qua già con 160 volt ho 1 ampere 1 di corrente a bordo, quindi in questo modo si riesce a far capire di più la massima. Ecco, questo è un modo di spiegare che sì, di un vecchio che io sto andando in pensione per scalare il vecchio. Siccome sempre nell'ambito dei fatti che chiamiamo allora, un altro discorso è questo qui. Quando i ragazzi vanno fuori e si trovano a lavorare in una ditta, in una cosa, certamente non vengono ad operare con quei pochi ampere che eravamo abituati a utilizzare qua, no? Ma si trovano in casi del genere. In questo caso, attraverso una simulazione, che cosa facciamo? Facciamo in modo che i ragazzi si trovino davanti la potenza di uno stabilimento. Qua in pratica andiamo a vedere, ci sono 200 ampere effettivi che vengono qui in tutta sicurezza a 400 volt, a 400 e insomma si fa vedere che con i 2 TA e i 2 TV i 200 ampere ci sono. E soprattutto qua un po' della scossa. Sì, in maniera che il discorso è sicuro. Però possono anche ricavare il diagramma vettoriale del carico. Certamente è un carico fittizio, però a un certo punto. E qui c'è lo strumento azione 60 trasformatori a stella, allora in maniera da avere i 400 se vuoi vedere i 200 ampere. Qua sono quelli che leggono, questi qua sono due trasformatori vicini qua. C'è il trucco, sono 2 trasformatori, 2 TA che lavorano all'incontrario. Che lavorano... Io come TA per la lettura uso questi. No, questo, allora, lì è la ditta, questo è il cavo della ditta. Questo è il cavo della ditta, questi sono i 2 cavi e lì ci sono i tre cosi della tensione. In maniera che certamente è fittizio, sì, quindi non lo fa nessuno. Sì, così, ma tipo qui, sì, no, è didattico perché i 400 volt ci sono. Adesso lo tiro su, sono miscato al banco perché vado oltre. Mandami di qua, mi spiegate io. Praticamente noi sappiamo che la tensione da vari tipi di tensioni alternate noi le immaginiamo come, cioè per studiarli meglio si studiano come vettori. Noi sappiamo che un wattmetro per misurare la potenza misura il prodotto scalare, cioè il prodotto dei vettori, questo è il carico, in pratica sto circuito qua lo si usa una volta per l'anno e li moltiplica fra di loro corrente. Io variando il tipo di carico, induttivo, capacitivo, adesso hai potenza, metto in ritardo e in anticipo la tensione, se voi vedete i wattmetri cambiano indicazione. Quello cambia con l'angolo e va al contrario, adesso e va su e diventa negativo, sì. e quindi sì, contrario, adesso cos'è induttivo? Sì. Quindi questo maggiore La maggiore del B, no? Calo, e quindi vado se tu verso adesso il capacitivo, vai verso il capacitivo, te vedrai comunque, vai tranquillo, non succede, aumenta il B, cala là e questo diventa negativo. Quando che diventa negativo dice go da invertire, go da leggerlo negativo e allora l'inversione l'avevo fatta qua e allora adesso legge capacitivo, sì. Ma cioè capiscono così, no?
La batteria carica, vanno per un piacere. Tutto è verificato. Perché l'avete messo per misurare la corrente anziché misurare la differenza di tensione? Un broglione, non fare cattivo. Praticamente in base al datasheet abbiamo collegato alcune porte a 1 o a 0. Altri sistemi per fare il lampeggio? Dai, fantasia. Ma automatici o manuali? Beh no, 10 Hz dicono si va meglio al parking, insomma, non arrivo ancora a una frequenza così alta. Anche nel datasheet c'è la massima tensione di picco inverso. Cioè posso alimentarlo in alternata, però devo tenermi molto basso. Limiti di tensione. Un obiettivo mi interessa. Sì, appunto, era sì, il LED. Possiamo lavorare anche in continuo, abbiamo la continua a disposizione. Anche foto d'epoca. Anche qui in effetti abbiamo strumenti, strumentazione, sì, cose per telecomunicazione. Sì. Per farsi attualmente qui. Siamo a livello di... Sono i retti. Sì, reti questo. Che lì è tutto un mondo, Linux. O se no possiamo aumentarla tramite la popolazione. Oltre al fatto, sì, questa macchina è stata completamente costruita a Via Bagnari, dal liceo, 10 anni fa, dalla professoressa Ginevra e